la sua storia sportiva, visto la sua giovanissima età, è stata scelta per essere la madrina di questa presentazione, quindi la madrina di tutte le nostre ragazze. Quindi ecco, questa è la nostra madrina per il Mondiale 2015, Alessia Di Polo, che adesso andremo a presentare. Allora, quanti anni hai questo? Buonasera a tutti, ho 19 anni. Non sembra, non è. Questa sera sono qui invitata come madrina e vorrei iniziare con un grande bocca al lupo a tutte le ragazze. E mi raccomando, concludete la stagione al meglio e sempre a bocca. Grazie Alessia. Adesso andiamo a scoprire qualcosa anche di suo. Lei fa sport, precisamente fa sci alpino, dico bene. Parlaci un po' della tua attività, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai. L'anno scorso, nella stagione 2013-2014, ho iniziato a gareggiare per la nazionale del Togo, Stato dell'Africa, e grazie a loro sono andata alle Olimpiadi di Sochi nel 2014, lo scorso febbraio, e adesso quest'anno mi sto allenando, sono sempre in gara, anche oggi, anche domani parto per la Slovenia, e quest'anno come progetto è il mondiale di trail a febbraio appunto, e anche il mondiale junior in Norvegia. Complimenti a Alessia. Allora, discesa libera naturalmente, quindi è un atleta polivalente. Allora non è altro che ringraziare per essere stato con me questa sera, ricambiare il bocca al lupo che hai fatto alle nostre ragazze, sperando mai di salutarti, perché no, perché vado su qualche podio importante, avrai il nostro applauso, il nostro affetto, sicuramente. Se vuoi raccontarti questa ragazza, ti fai così. Grazie Alessia Di Polo, olimpionica di sci alpino. Grazie, se lei prima non deve stupire, forse stiamo che è un mio amico nella vita e che conosco e apprezzo da tantissimo. Dicevo, lui non è proprio un tipo a cui piace parlare, preferisce come la sua equipe lavorare soprattutto, però è anche giusto che in questa occasione faccia sentire la tua voce, perché la figura del Presidente è comunque, ed è il Vicepresidente, è comunque importante. Prego Presidente. Allora buonasera a tutti. L'obiettivo nostro di questa sera era sì presentare le nostre ragazze, ma era un modo anche per incontrarci tutti assieme. Non è semplice poter parlare e trovarsi con voi in palestra, così, tutti quanti, perché per vari motivi è sempre molto difficile. Però quello che mi poteva dirvi due cose solo, era farvi capire quello che la società, la dirigenza mette a disposizione di queste ragazze, che mette a disposizione il tempo libero che magari potrebbe dedicare ad altre cose, invece lo vogliamo dedicare proprio a loro, ma vogliamo farvi capire le difficoltà che ci sono a farsi un'attività simile. Aveva già accennato prima Giancarlo sul discorso della gestione degli impianti. Sembra una cosa da poco, bello sia avere due palestre belle come la palestra Luzzo e la palestra Rocca, ma dentro ci andiamo a allenarci, ci andiamo a allenare, però tutto quello che viene fatto al di fuori dell'orario di allenamento per poter gestire e mandare avanti in maniera corretta le palestre è tutta un'altra cosa che dobbiamo gestire giornalmente. Possiamo dire dalla mattina alla sera perché i problemi ce ne sono parecchi, dobbiamo riuscire a far entrare anche la società, incastrare l'orario, e su questo punto voglio farvi notare che qualche volta sicuramente abbiamo fatto anche noi degli errori non dandovi delle indicazioni precise su giornate e orari, però bisogna capire che con tutte queste ragazze qui non è una cosa semplice farlo, quindi bisogna magari avere un attimo di pazienza e capire che le cose non sono semplici da gestire. Il lavoro che facciamo sicuramente è importante, non c'è solo il presidente, il vicepresidente e l'allenatore, ma alle spalle c'è un gruppo di lavoro molto importante che magari non lo si vede, però in ogni momento quando arrivate in palestra trovate sempre qualcuno che segue le vostre ragazze, non so mai lasciate solo. Quindi si sa che dietro a tutto questo lavoro c'è un grande gruppo
se no non riusciremo assolutamente a portare avanti questo progetto. Non voglio parlare di risultati, altre cose che ha fatto Giancarlo, quello che fa la nostra ragazza lo vedete settimanalmente in palestra, vedete dai risultati sicuramente, ma al di là del risultato vero e proprio bisogna pensare che c'è una crescita sotto tutti i profili. Quindi io penso che quello che stiamo facendo è importante sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista della crescita delle giovanissime atlete che abbiamo qui. Ecco, io mi auguro che non sia solo l'organizzazione fatta come dicevo, dai dirigenti, ma sia anche cercare di collaborare con i genitori, sentirli un po' più vicini alla società, magari presentandosi in palestra a far tifo alle nostre squadre che ne hanno anche bisogno e troveranno sicuramente soddisfazione di questo. Prima o dopo con le ragazzine più piccole anche loro arriveranno ai traguardi che stanno raggiungendo le altre ragazze più grandicelle, quindi toccherà anche a voi dopo venire a vedere in palestra. Io spero che questo succeda e che possiamo continuare ad andare avanti in questa maniera qui, portando appunto un attimo di pazienza quando magari le cose si fanno più difficili e magari ci vedete in difficoltà. Ora non vi disturbo più e vi lascio andare a cercare. Grazie Presidente, ha fatto un punto importantissimo al di là dello stato che ci ha accompagnato in questa serata, e a voi tutti davvero un grazie di cuore per avermi regalato un'ora che mi ha riportato indietro nel tempo e negli anni, quindi grazie anche per questo. Buona continuazione di serata, posso invitarvi al rinfresco, il Presidente mi ha detto che posso invitarvi al rinfresco a patto che mangiate poco, e quindi contribuiamo a questo discorso. Vi voglio tanto bene.